Il 1° settembre 2025 inizia una nuova edizione del corso di lingua friulana organizzato dal CIRF, il Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo della Lingua e della Cultura del Friuli. È dedicato in modo particolare agli studenti dell'Ateneo, ma anche ai giovani delle scuole superiori. Il corso è gratuito, viene erogato online mediante la piattaforma Microsoft Teams e comprende 2 appuntamenti settimanali, lunedì e mercoledì, dalle 14:30 alle 17:30, per concludersi poi il 1° ottobre. In totale 30 ore in 10 appuntamenti. Perché iscriversi a questo corso? Perché si tratta di una occasione efficace per conoscere una realtà complessa e un modo per mettere in connessione il passato di questa realtà complessa che è il Friuli con il suo futuro. Infatti, nei 10 appuntamenti non ci si limiterà a conoscere soltanto gli elementi di base di grafia e di lingua friulana, ma verranno presentate anche alcune delle realtà istituzionali e associative che promuovono la lingua friulana e sperimentare anche come questa lingua non sia affatto qualcosa che ci obbliga soltanto a guardare nel nostro piccolo orticello, diciamo così, ma sia un'esperienza che apre all'Europa e a comunità minoritarie vivaci e ricche di cultura. Allora, tant che direttore dal CIRF, vuoi dunque pandi il mio agraat all'insegnante, al tutor di questo corso, al personale dell'Ateneo che aiuta a organizzarlo, ai regioni per gli autori finanziari e per loro collaborazione a agenzie regionali per le lingue furlane e società filologiche furlane e a radio onde furlane. O sono sicuro che anche queste volte il cor salverà la buona partecipazione che hanno avuto che altre edizioni, se questo è un fatto positivo, non come perché conferme la validità delle proposte, che per altri si può sempre migliorare anche da urdes di bisognis, dagli utenti che di volta in volta si iscrivono, ma dimostra anche che l'interesse verso le nostre lingue resta vivo. Anche in tune epoche lì che sono altri silengats che attingono essi dominanza, massime che hanno a che fare con la tecnologia. Anche il furlan, anche Dilu, insomma, le sempre da ora fa fronte a queste sfide tecnologiche, ma impararlo e fevelarlo al vuol dire, come che al dis, per esempio, l'intellettuale breton Christian Barthes, disubbidia un standard globale. Compilate il modulo di iscrizione disponibile sul sito del CIRF e si vede il 1° settembre. Mandi.